Buongiorno amiche e buongiorno amici telespettatori di Canale Italia, appuntamento con i TG dell'agricoltura. Abbiamo parlato qualche giorno fa di prosecco. Insomma, per bere buon prosecco è necessario che ci sia un tappo che custodisca bene il vino, lo spumante o qualunque altra sostanza bevibile. In questo caso parliamo di vino. Allora, per poter parlare di coperture, per poter parlare di sugheri, tappi, ci siamo rivolti a chi è esperto in materia, cioè Giancarlo Mossa, che siamo venuti qui fino a Montagnana per capire esattamente da dove arrivano innanzitutto, Giancarlo, i sugheri, i tappi che lei produce. Ma in questo momento stiamo adoperando sughero portoghese principalmente, poi abbiamo ovviamente anche delle produzioni italiane dalla Sardegna. Perché si possa conservare il vino con tutte le sue sostanze, ottime e buone per poter bere un ottimo vino, io ho sentito che c'è un tappo oggi che viene quasi paragonato, non vorrei fare pubblicità, ma diciamo il tappo che respira, non diciamo altro, cioè il tappo buono, una nuova invenzione che tutti coloro i quali producono vino, le aziende agricole dovrebbero procurarsi. Che cos'è questo tappo? Mi pare si parla di ProCorp. Cosa vuol dire? Allora, praticamente si tratta di una tecnologia che prevede l'inserimento di due membrane che hanno la possibilità di selezionare le molecole. Allora, praticamente qui abbiamo una rappresentazione grafica della membrana dove è facile intuire che la molecola dell'ossigeno, essendo una molecola leggera, riesce a passare attraverso i pori della membrana. Tutte le altre molecole, a iniziare dal tricloroanisolo, che è la molecola che è responsabile del sapore di tappo, non riescono ad oltrepassare questa membrana, per cui la membrana impedisce che il vino si inquini. Allora, vuol dirmi cosa sta facendo in questo momento questa macchina? Allora, questa macchina sta praticamente stampando i tappi con il marchio, il logo dell'azienda che poi imbottiglierà questi tappi. Cosa sta facendo questo signore? Allora, questo signore sta praticamente contando i tappi per essere poi imbustati, confezionati prima della spedizione al cliente. E quest'altro marchingegno a cosa serve? Esegue un trattamento antiadesivo sul tappo, praticamente impedisce al tappo di attaccarsi, di grippare con il vetro, con la bottiglia. Sì.